Con il freddo puntualmente, come ogni stagione, arriva anche l'influenza, una patologia che per alcune categorie di persone potrebbe risultare fatale. Parte quindi anche nel territorio dell'ULSS 7 Pedemontana, con i 2 ospedali San Bassiano e Sant'Orso, la campagna vaccinale, con la convinzione che proprio la vaccinazione sia il mezzo più efficace e sicuro per prevenire l'influenza e ridurne le complicanze. Sulla base dei ceppi virali circolanti e sull'andamento delle sindromi simil-influenzali nel mondo, il Global Influenza Surveillance Network dell'OMS, in collaborazione con il National Influenza Centers, NIC, aggiorna ogni anno la composizione del vaccino anti-influenzale. Un'operazione veloce, per nulla complicata, perché il vaccino viene somministrato con un'iniezione intramuscolo nella parte superiore del braccio, il muscolo deltoide negli adulti, e nel muscolo anterolaterale della coscia nei bambini. Apparentemente può essere considerata, e passa questo messaggio spesso, che sia una malattia banale. In realtà è una malattia che ha costi sanitari, sociali e anche economici molto molto rilevanti. Perché? Intanto perché interessa ogni anno una fetta di popolazione non trascurabile, dall'8 al 12% della popolazione generale ogni anno si ammala di influenza. Ha una caratteristica di stagionalità, nel senso che purtroppo il virus cambia le sue caratteristiche e per quello che ogni anno occorre cambiare anche le caratteristiche del vaccino che si propone e bisogna vaccinarsi ogni anno. Dicevo che non è una malattia banale perché spesso l'influenza dà complicanze sia nelle persone sane ma soprattutto nelle persone che hanno già una condizione di fragilità, come gli anziani, i bambini molto piccoli, oppure quelli che sono malati di malattie respiratorie, di cardiopatie, che hanno il diabete, che sono obese, che hanno una terapia, necessitano di terapia che riduce le difese immunitarie, oppure che sono in cura per tumori. Da quest'anno la fascia delle persone per cui è fortemente consigliato il vaccino anti-influenzale si è ampliata notevolmente. Il Ministero della Salute individua come categoria ad alto rischio le persone in gravidanza, in qualunque epoca gestazionale. Categoria ad alto rischio abbiamo sentito, ma fondamentale la vaccinazione antinfluenzale anche per chi si trova a occupare posti di lavoro a contatto con terzi, personale sanitario in primis, ma anche insegnanti, gestori di strutture protette, uffici pubblici. L'influenza si trasmette molto velocemente e tende a contagiare, per cui una persona malata che diventa contagioso già 1 o 2 giorni prima che inizino i sintomi e mantiene la sua contagiosità fino a 7-10 giorni dall'inizio dei sintomi stessi, trasmette la malattia agli altri. Quindi il ruolo anche degli operatori sanitari o di chi è addetto a servizi pubblici essenziali è quello di non essere causa di malattie, soprattutto nei confronti di persone, in questo caso fragili. Per esempio anche chi assiste persone tra virgolette a rischio a domicilio, compresi i familiari, dovrebbero essere vaccinati, dovrebbero vaccinarsi. Ecco, diamo qualche esempio specifico proprio di queste categorie. In prima battuta metterei tutti gli operatori sanitari, quelli del Servizio Sanitario Nazionale, soprattutto coloro che hanno funzioni assistenziali, gli infermieri, i medici, gli operatori addetti all'assistenza, poi categorie che svolgono ruoli delicati come i vigili del fuoco, come i vigili urbani, come la polizia e carabinieri, o anche personale che, per esempio scolastico, la cui presenza nel periodo più critico è importante. Rilassato. Perfetto. Cerotto non lo metto. Ok. A posto. Grazie. Seduto altri 10 minuti dopo. Ok, grazie. La vaccinazione, perché è una domanda che si sente far spesso, ma è gratis? Io che non rientro in nessuna di queste categorie e voglio però farmi il vaccino antinfluenzale, cosa devo fare e soprattutto devo pagare? Allora, il Ministero della Salute e anche la Regione ogni anno individuano le cosiddette categorie a cui offrire gratuitamente il vaccino. Anche quest'anno le categorie a cui offrire
gratuitamente il vaccino sono gli ultra 65enni, sia che siano malati sia che siano sani. Individua come le categorie che ho detto prima, quelli cardiopatici, diabetici, eccetera, anche sotto la fascia d'età dei 64 anni, individua gli operatori sanitari, chi lavora nei servizi pubblici essenziali, ma anche gli addetti agli allevamenti, perché chiaramente la malattia si trasmette anche attraverso modifiche genetiche dai polli e dai maiali, e quindi è importante tutelare anche queste persone. Le altre persone per il momento non rientrano tra coloro a cui viene offerta gratuitamente la vaccinazione. Chiaro che una persona che è sensibile e che ritiene di volersi e di doversi tutelare dalla malattia può farlo, deve però rivolgersi al proprio medico di famiglia. Perché? Perché per il momento le forniture che noi abbiamo avuto di vaccini sono quelle destinate alle categorie a rischio. Il dottor Stano ha accennato alla presenza di questi medici sentinella, un ruolo importantissimo loro per capire proprio come si sta diffondendo la malattia e come ci si sta difendendo, diceva il dottor Stano, dalla malattia. Certo, sono medici di base che volontariamente prestano la loro opera, rilevando ogni settimana il numero di casi tra i propri pazienti di sindrome influenzale. Loro hanno un riferimento preciso, nel senso che devono tener conto di certi sintomi e non di altri. C'è una definizione di sindrome influenzale a cui si devono attenere per rilevare il caso, e ogni settimana ci mandano le loro rilevazioni divise per età e per giorno di rilevazione, e ogni settimana questi dati vengono mandati al sistema Influnet, che li registra e li mette assieme ai dati nazionali, così che potremo avere report sia nazionali che regionali, che anche, volendo, anche di singola azienda sanitaria. Cosa emerge? Al momento la situazione sì è tranquilla, siamo all'inizio della fase di diffusione di malattia, per cui sì, ci sono pochi casi segnalati, pochi ma ci sono, e al momento l'andamento è simile a quello dell'anno scorso e degli ultimi anni. Insomma, avremo un picco probabilmente verso la fine dell'anno, l'ultima settimana dell'anno, feste di Natale e gennaio. Complessivamente sono state somministrate in tutto dall'azienda sanitaria 7 52.505 dosi di vaccino, dal distretto 1 23.579. Sono numeri che a pensarci fanno spavento, perché vengono somministrati in pochissimo tempo. È per questo che abbiamo bisogno, che è fondamentale la collaborazione dei medici di medicina generale e dei pediatri in questa campagna, perché come Dipartimento non faremo molta fatica a sostenere da soli questo tipo di attività, e quindi quello che bisogna forse fare è magari anche per migliorare le coperture, soprattutto nel nostro territorio, anche attraverso i mezzi di comunicazione, trasmettere messaggi positivi relativamente alla vaccinazione. Da tenere ben presente che l'influenza, non per creare allarmismi o panico, se colpisce persone con fragilità può essere letale. Abbiamo avuto nella Regione Veneto l'anno scorso 34 morti di influenza. Proprio è stato accertato che c'era il virus, o l'A o il B, insomma a seconda dei casi, che aveva provocato l'infezione, che può essere complicata, e aveva provocato il decesso. Come casi gravi invece, perché c'è anche la sorveglianza in ospedale dei casi gravi di influenza, ne sono stati registrati sempre l'anno scorso 100 casi, e queste sono persone appunto che se la sono cavata, ma che però hanno avuto bisogno di un ricovero, magari in terapia intensiva, magari in reparti impegnativi, anche di malattie infettive, se c'erano complicanze particolari di batteriche. Penso alla malattia batterica invasiva, che è spesso una complicanza dell'influenza, la polmonite da pneumococco, che tante persone anziane possono avere, che hanno, e che viene un po', non dico sottovalutata, ma presa poco in considerazione. È una delle principali cause di morte da influenza complicata, insomma. Importante, abbiamo sentito il loro ruolo ricoperto dai medici di medicina generale e dai pediatri, perché è semplicissimo anche per i bambini l'accesso per richiedere la vaccinazione.
Ogni pediatra ha i vaccini pronti, da una settimana sono stati distribuiti e quindi è in grado di garantire questo servizio. La vaccinazione è molto raccomandata per i bambini con patologie croniche, diabetici, ipertesi, che hanno un po' di malattie polmonari, asmatici gravi. Però da qualche anno cominciamo anche a sostenere la necessità che anche tutti gli altri bambini dai 6 mesi ai 14 anni abbiano una particolare attenzione nei loro confronti, perché l'influenza è una malattia che può creare qualche problema. Vogliamo ricordare che il vaccino per i bambini è gratuito, giusto? Il vaccino è gratuito e quindi basta presentarsi dal proprio pediatra di famiglia che lo somministra. Di certo, quando si parla di vaccinazioni non tutti si trovano d'accordo e sono tanti i dubbi che assalgono le persone, a cominciare dai timori su paventate ripercussioni che un vaccino anti-influenzale potrebbe avere, per poi chiedersi che garanzie dia un vaccino. Non tutti rispondiamo allo stesso modo a qualsiasi vaccinazione. Il vaccino anti-influenzale, quello split o subunità che viene fatto in genere nella popolazione generale fino ai 65 anni, funziona nel 65-70% delle persone. Questa percentuale di risposta è tanto più protettiva nei confronti della popolazione quanto più sono le persone che si vaccinano, perché se io raggiungo il 75% con una risposta di questa entità, insomma, proteggo le persone anche che hanno risposto meno bene o che non hanno risposto affatto alla vaccinazione. E abbiamo chiesto al pediatra se e quali reazioni potrebbe provocare il vaccino sui bambini. Finora non abbiamo registrato nessun problema. L'unico piccolo inconveniente che può causare la vaccinazione contro l'influenza, che è simile a quella delle altre vaccinazioni, è un po' di dolenzia, un po' di dolore nella sede di iniezione, e raramente si sono verificati episodi di qualche ora di febbre dopo la somministrazione della dose, ma sono cose estremamente rare. Un'attenzione particolare in ogni caso va data ad alcune procedure basilari e fondamentali che, al di là del vaccino in sé, aiutano a difenderci da contaminazioni. Per contenere la diffusione della malattia stessa, che si trasmette attraverso le goccioline che emettiamo nel parlare, con la tosse, quindi stando soprattutto in ambienti confinati a stretto contatto con gli altri, sono quelle di lavarsi le mani il più possibile frequentemente, o con acqua e sapone o con alcoli, con soluzioni alcoliche, che il Ministero considera fortemente raccomandata come misura. Poi quella, nel momento in cui si tossisce, si starnutisce, di utilizzare fazzoletti possibilmente di carta da eliminare subito dopo, e quella di essere a casa in occasione della malattia per evitare di contagiare gli altri, fino a quando non si è risolta la malattia stessa. Essenzialmente sono queste le regole importanti, insomma, quindi tenerne conto, perché così come per l'influenza rappresentano delle regole che valgono per la gran parte delle malattie infettive trasmissibili. E allora dai sanitari dell'ULSS 7 Pedemontana arriva un chiaro appello. Vaccinatevi, perché è importante vaccinarsi. Non pensate che l'influenza sia una malattia poco seria, è molto seria e non va confusa con tutte quelle sindromi parainfluenzali che abbiamo adesso. Non fate questa confusione, per favore.